Questa è la seconda lezione del nostro corso. L'altro giorno abbiamo parlato della legge 219 e, come ho insistito più volte, il perno di questa legge, il punto nodale di questa legge è in quella frase: il tempo della comunicazione, tempo di cura, su cui si innestano tutti i discorsi sulla formazione, sulla relazione, sul dialogo, sulla conoscenza e così via. E per questo sono molto felice che Lucia Fontanella abbia accettato di essere con noi. La professoressa Fontanella ha lavorato tanto in università, ha insegnato linguistica ed è autrice di un volume di cui sinceramente mi hanno parlato molto bene i medici. Mi è stato segnalato dai medici, e questa è una cosa importante: la comunicazione diseguale. L'editore Pensiero Scientifico lo trovate con facilità. Non porto via più tempo e quindi passo volentieri la parola a Lucetta. Grazie. Ecco, perché parlare ancora di comunicazione in ambito sanitario quando da 3 anni abbiamo la legge 219? Tanto perché non è stata così letta, e poi perché al primo posto fra gli elementi di scontento segnalati dai pazienti e dai parenti continua ad esserci la cattiva relazione e comunicazione negli ospedali, negli ambulatori, in ambiente sanitario in generale. Allora, noi possiamo, in questo siamo fortunati, possiamo non impiegare più del tempo per convincere che la comunicazione è importante. Possiamo invece impiegare il nostro tempo per capire come mai le cose non stanno cambiando. E dovrebbero cambiare, proprio perché io credo che in ciascuna famiglia sia capitato un ricovero oppure un'esperienza che non è stata vissuta in maniera positiva. Ecco, non sarebbe così difficile cambiare. Bene, allora, perché non si riesce, le cose rimangono come sono e non si riesce a fare passi avanti? In realtà la situazione è abbastanza semplice da spiegare. Prima chiedevi se la linguistica serve a comunicare meglio. Fra le prime cose che voglio dire a chi ascolta è che non è frequentando un corso di linguistica o leggendo tanti manuali di linguistica che si risolve il problema della comunicazione e della relazione. È vero, c'è una parte della linguistica, la sociolinguistica, la pragmalinguistica, che ci aiutano a capire che cosa succede attorno a noi tutti i giorni. Ma anche senza diventare degli esperti linguisti si possono fare grandi passi avanti. Impiegherò pochissimi minuti per dire alcune questioni vagamente teoriche. Poi noterete come io amo le cose molto semplici, molto quotidiane, che a mio parere sono poi quelle che uno ricorda di più e riesce più facilmente ad impiegare. Bene, allora, la prima cosa assolutamente da ricordare, che ci può aiutare tantissimo, è il cosiddetto primo assioma della linguistica. All'inizio degli anni 60, in California, un gruppo di linguisti si è messo a ragionare sui principi della comunicazione. Quei principi che chiamiamo assiome perché non ha neanche bisogno di essere dimostrati. Il primo è quello che ci serve di più, e cioè tutto comunica. È impossibile non comunicare. Soprattutto chi ha una buona scolarizzazione rimane legato all'idea che il comunicare sia parlare, scrivere, leggere. In realtà, nella vita quotidiana di una popolazione, questo incide molto poco. Sono molto più importanti, più significativi, più efficaci sistemi comunicativi che chiamiamo non verbali. La gestualità, la prossemica, tutto ciò che noi, come ci presentiamo, ma anche gli ambienti in cui viviamo. E su questo c'è
di solito poco controllo, proprio perché, e lo ripeto, soprattutto da parte di chi è ben scolarizzato, vengono sottovalutati. Hanno in realtà un peso che i linguisti valutano fra il 70 e il 90% dell'efficacia, quindi sono dati assolutamente rilevanti. Bene, accanto a questo un'altra osservazione. È molto diffuso, ripeto, io mi sono occupata per tutta la mia carriera di scuola, oltre che di medioevo, avevo questa doppia passione. Ecco, è molto frequente che la scuola convinca gli studenti che parlano male e scrivono ancora peggio. In realtà la competenza comunicativa di ciascun individuo è molto alta già da piccolissimi. Io ho avuto la fortuna negli ultimi 10 anni di veder crescere dei nipotini e sono sempre rapita da quanto siano già da piccolissimi degli abili comunicatori. Sanno benissimo esprimere felicità, rabbia, rancore, essere persuasivi. Ciascuno ha una gamma veramente raffinatissima e la manteniamo crescendo. Che cosa aggiungiamo crescendo? Aggiungiamo quella che è la convenzione sociale. Quindi dovremmo imparare in qualche modo a regolare questa nostra competenza e renderla adatta alle varie situazioni in cui viviamo. Ecco perché dico che non è così importante dire non conosco la linguistica, dunque sarò un pessimo comunicatore. No, il problema è un altro. Il problema è che noi appunto reagiamo con la nostra comunicazione alle situazioni che viviamo momento per momento. Cosa c'entra tutto questo con la comunicazione in ambito ospedaliero? C'entra per il fatto che probabilmente la cattiva comunicazione non dipende dal fatto che i medici, per la loro formazione di tipo scientifico, ripeto, non si sono dedicati allo studio della linguistica, ma da qualche cos'altro che scopriremo non compare soltanto nell'ambito sanitario, ma è assolutamente generalizzata. Oggi parliamo di ospedale, ma ritroviamo le stesse situazioni nella scuola, nel mondo giuridico, assolutamente identiche, anche nelle famiglie. E cito quelli che sono gli ambienti più delicati, ma è qualcosa che troviamo assolutamente da tutte le parti. Torniamo un pochino indietro. Un'altra considerazione di tipo generale, questa non linguistica ma sociale, che ci può servire. La nostra società è saldamente fondata sul concetto di proprietà privata. Non mi dilungo perché credo che ci siano persone più adatte di me a illustrare questo, però è così. È difficile individuare nella nostra quotidianità, proprio quotidianità giornaliera, qualcosa che non abbia come sfondo il concetto di proprietà privata, il rispetto o non il rispetto e quindi le sanzioni per il non rispetto della proprietà privata. Devo prendere un po' di tempo per fare degli esempi perché è molto importante questo. Che cosa significa? Significa che la nostra società ci consente, attraverso anche la legislazione, di difendere questa nostra proprietà. Ma noi la difendiamo ancor prima che con le leggi, facendo rispettare della legge, con il nostro comportamento. Se io vi chiedessi di pensare a qualche proprietà che ci sta molto a cuore, non so se posso avere le risposte, se no vi anticipo che cosa in più o meno 10 anni di incontri di questo tipo mi sento sempre rispondere. E voi
però pensateci e vedete se ciò che io vi dico collima con ciò che avete pensato. Qualunque sia il tipo di pubblico, a questa domanda io mi sento rispondere la casa. Ecco, quando io chiedo che cosa voi sentite come una proprietà importante nella vostra vita, la prima risposta è la casa. Poi vedremo le altre risposte. Ecco, allora, di nuovo impieghiamo un po' di tempo a osservare in che modo, da un punto di vista comunicativo e relazionale, noi ci comportiamo, sia come padrone di casa o come ospite, nelle situazioni di tutti i giorni. Se io mi avvicino alla casa di qualcun altro, che cosa devo fare? Devo segnalarmi. Anche se trovo una porta aperta non posso entrare. Come mi segnalo? Sono un campanello, busso, se la porta è aperta chiedo permesso. Non è consentito dalle nostre consuetudini sociali di varcare la soglia senza essere in qualche modo, senza segnalarsi. Se avete poi tempo e voglia di ragionare su questo, vedrete che anche in caso di grande amicizia, di stretta parentela, ci siamo abituati a segnalare il momento in cui varchiamo una soglia altrui. Ma la cosa non finisce lì, perché poi di solito dobbiamo aspettare il permesso di entrare. E una volta entrati, di nuovo scatta tutta una serie di regole, di consuetudini. Non mi svesto se non vengo invitata a togliermi il cappotto, non mi siedo se qualcuno non mi dice siediti. Posso aver molta fame, molta sete, ma certamente non cerco la cucina, apro il frigo, mangio, non vado in bagno. Io ripeto sempre gli stessi esempi, ma sono poi quelli che ci rimangono in mente. Se chiedo di andare in bagno, di nuovo non lo cerco per la casa senza chiederlo, e di sicuro una cosa che non posso fare è uscirne tutta profumata, perché mi è venuta la curiosità di sentire l'aroma dei vari boccetti. Insomma, non c'è nulla che io possa fare se non rispettando certe consuetudini. Se io non rispetto anche solo una di queste consuetudini, il padrone di casa prima si stupisce e poi si irrita, e il livello di irritazione dipende ovviamente da quale di queste consuetudini non ho rispettato. Anche qui non c'è nulla di scritto, sta alla sensibilità nostra. Ne parlo spesso con amici di queste cose. E che cosa scopriamo? Che ciascuno di noi ha sensibilità diverse. C'è chi tollera che un amico entri in casa se trova la porta aperta, ma assolutamente non tollererebbe che si apra il frigo e si metta a mangiare quello che trova. Ed è bello, ecco, se qualcuno vuole uscire da questa conversazione di stasera con qualche esercizio, cerchi di capire qual è la propria sensibilità da padrone di casa. Ma la casa non è l'unica proprietà che ci sta a cuore. E di nuovo, pubblico diverso, risposte molto simili. Soprattutto la risposta maschile è spesso l'automobile. Ma l'automobile è una piccola casa. E guarda caso, noi, entrando nell'automobile di un'altra persona, di nuovo rispettiamo certe consuetudini. Quindi chiediamo dei permessi. Posso tirar giù il finestrino? Posso abbassare il finestrino? Posso spostare il sedile? Per quanto incuriositi magari da un cruscotto molto migliore di quello della nostra macchina, certamente non ci mettiamo a toccare tutto. Non ci mettiamo a sgranocchiare qualcosa che produce tantissime briciole o un gelato che cola sui sedili. Cioè,
se abbiamo voglia di pensarci, vediamo che rispettiamo le stesse regole che rispetteremmo entrando nella casa di qualcun altro. Possiamo continuare. Io cito spesso la borsa, le borsette delle donne. Hanno dentro più o meno sempre le stesse cose, ma ciascuno di noi è molto, molto gelosa. Se io di fronte a un pubblico mi alzo parlando di queste cose, vado, prendo una borsa a una donna e la apro, immediatamente vedo prima uno stupore, ma poi un'irritazione profondissima. Quando ci rubano la borsa, la frase è uguale per tutti. Non è tanto per i soldi, per questo, per il fastidio di rifare i documenti, ma perché avevo le mie cose. Ecco, se poi ragioniamo un po' più attentamente, ci accorgiamo che non sono queste le vere proprietà importanti, sono le prime che ci vengono in mente e questo già dice molto, però c'è qualcosa di estremamente più importante ed è la famiglia, gli affetti. Perché le possiamo considerare delle proprietà? Beh, di nuovo perché è la nostra società che ci consente di farlo. È la nostra lingua che ci consente di farlo. Invito spesso a ragionare sul fatto che la nostra lingua ha gli aggettivi e i pronomi possessivi. Non tutte le lingue hanno gli aggettivi e i pronomi possessivi, soprattutto non tutte le lingue hanno la gamma che abbiamo noi. Noi abbiamo una ricca gamma, mio, tuo, suo, nostro, vostro. Questo significa che da migliaia di anni abbiamo fatto molta attenzione a regolare le cose di proprietà. Ecco, quando io dico mio figlio, è mio figlio, mio e di mio marito, nessun altro può usare quell'aggettivo possessivo in relazione a questa persona. Perché insisto su questo? Perché quando abbiamo un ricovero che riguardi noi, che riguardi un familiare, perché siamo così colpiti da ciò che non funziona, così irritati, così offesi, così umiliati da ciò che ci saremmo aspettati diversamente? Se esaminiamo attentamente ogni elemento che ci disturba, noi risaliamo al fatto che qualcuno si è impossessato di qualcosa di nostro. Esattamente come se qualcuno fosse entrato nella nostra casa senza rispettare le convenzioni, nella nostra macchina senza rispettare le convenzioni, ma a livelli estremamente più importanti. Che cosa fa ancora diffusamente l'ospedale? L'ospedale si impossessa del paziente, tende a tenere il parente del paziente il più lontano possibile, limita con molta attenzione i momenti in cui paziente e parente possono incontrarsi. Come fa a fare questo? Per un meccanismo molto umano, probabilmente così diffuso perché inconsapevole, che sta nel fatto che chi lavora in un posto e lavora quotidianamente per lunghi periodi in quel posto e ha invece un pubblico che transita, tende automaticamente a sentirsi il padrone di casa. Quindi infermieri e medici che lavorano negli ospedali, ma così come gli insegnanti nella scuola, così come il magistrato, il giudice, così come i genitori nelle famiglie, tendono automaticamente a sentirsi padroni di casa e a sentirsi legittimati a comportarsi da padroni di casa a tutti i livelli.
prima di tutto a quello comunicativo e relazionale. Senza riuscire a razionalizzare questa situazione, invece il pubblico, appunto, prima si stupisce, poi si irrita e poi, se può, reagisce male. Qual è il problema però? Che chi è stato paziente lo sa benissimo, che i pazienti tendono ad essere molto prudenti. Prima hai citato il mio libro è frutto di un ricovero molto complesso in cui dopo il primo periodo veramente critico, come dicono i medici, ho avuto tempo per osservare ciò che accadeva attorno a me e ho osservato prima di tutto me stessa, ma poi anche gli altri. C'è molta prudenza. Protesti quando esci, perché veramente hai paura che la protesta possa essere veramente pericolosa. Torniamo a questo fatto. Come dimostra perché è proprio vero che il mondo ospedaliero si comporta da padrone? Quali sono i riscontri che possiamo verificare? Sono tantissimi. Allora, io ho proposto di osservarne 3 che rientrano in quello che possiamo considerare il concetto di spazio, il concetto di tempo, il concetto di lingua, perché sono 3 elementi veramente importanti. Allora, se consideriamo lo spazio con l'intenzione di verificare se è vero quello che ci stiamo dicendo, e cioè se c'è qualcuno che in un ambiente pubblico, che dovrebbe essere di tutti, perché se io vi chiedessi di chi è l'ospedale pubblico, credo che la risposta sarebbe è di tutti noi, è di tutti i cittadini. Ciascuno ha un ruolo diverso, il medico ha un ruolo, responsabilità diverse dal paziente, però dovrebbe esserci questa convinzione forte e radicata che ciò che è pubblico è di tutti e nessuno può comportarsi da padrone di casa. Torniamo al concetto di spazio. Chi organizza gli spazi? Chi delimita gli spazi? Chi regola l'accesso agli spazi negli ospedali? Unicamente medici e infermieri. Questo viene fatto cercando di arrivare al miglior utilizzo, alla più piacevole, più rispettosa degenza di pazienti e parenti? Assolutamente no. È inutile perdere tempo su questo. Sono abitudini, prassi che vanno avanti, volte vanno avanti per inerzia, i famosi orari di visita. Non c'è nessuna necessità di limitare l'accesso ai parenti. Io mi sono occupata, proprio perché sono stata salvata in una terapia intensiva assolutamente all'avanguardia, 10 anni fa, aperta 24 ore al giorno ai parenti. E aver vicino un parente, soprattutto in reparti così difficili, è fondamentale. Ma le terapie intensive aperte 24 ore al giorno, a 10 anni di distanza, credo non raggiungano la ventina. Credo siano 700 in Italia. Se si può aprire tutto il giorno una terapia intensiva, a maggior ragione tutti i reparti dovrebbero essere aperti tutto il giorno. Dicevo, solo io posso dire mio figlio, mio marito, mia madre, e perché allora altri decidono per me quanto tempo posso stare vicino a mio figlio, mio marito, mia madre? È assolutamente inconcepibile questo, non è accettabile, non deve essere accettato. Ed è ancora la cosa più diffusa in tutti gli ospedali. Quando io vedo questo cartello affisso con gli orari,
lì per lì lo accetto, perché dovrei essere capace di far tutto questo ragionamento. Sono in un luogo pubblico, dovrebbe essere considerato di tutti noi, qualcuno invece è più prepotente, ecco la comunicazione diseguale, qualcuno che ha più potere di un altro. E quindi questo orario capisco perché mi offende, capisco perché mi irrita, ma non è così facile fare questo ragionamento. È molto più normale semplicemente provare ogni volta che si deve rispettare un orario che non ha motivo di esistere, irritarsi. Ma la porta chiusa, l'orario, non è l'unico argomento legato agli spazi. La gestione degli spazi. Chiunque sia stato ricoverato, se non ha avuto un'esperienza positiva, ecco, qual è una piccola parentesi. In Italia noi abbiamo delle eccellenze incredibili, però abbiamo anche delle situazioni assolutamente inaccettabili. Non riusciamo a garantire un livello medio, cosa che invece in altri paesi esiste. Allora, chiunque abbia avuto un ricovero, abbia osservato il ricovero di qualche parente, noterà come veramente perdi ogni diritto quando entri. Succedono cose che non dovrebbero succedere, cioè tu magari entri 2 giorni prima per fare esami in vista di un'operazione, un minuto dopo devi essere in pigiama o in camicia da notte. Ma perché? Ma perché mai? Io ho elencato delle cose tipo le pantofole devono stare lì piuttosto che là, cioè nulla è tuo. Inutile illudere il tavolino da notte accanto al letto, c'è sempre un'infermiera che ti rimprovera che è disordinato o che non devi metterci dentro. Nulla, inutile che faccia esempi, assolutamente nulla. Gli spazi in qualsiasi reparto potrebbero essere organizzati in maniera completamente diversa e fortunatamente in una percentuale molto bassa di reparti questo accade. Poi vediamo se abbiamo tempo di fare altri esempi. Mi importava il discorso del tempo, che è strettamente legato a quello dello spazio. Quando abbiamo parlato di orari di visita è anche un problema di tempo. I tempi giornalieri nella vita di un paziente molto spesso rasentano la più profonda assurdità. Tutto è organizzato tenendo conto dei bisogni di chi ci lavora, assolutamente non di chi è lì come malato. E nessuno desidera o ha studiato per diventare malato, mentre i medici e gli infermieri dovrebbero aver studiato anche come rapportarsi ai malati. Spessissimo io mi sono sentita dire: ma tu non sai quanto sono maleducati i pazienti e i loro parenti. E il problema sta in questo che vi ho detto, nessuno di noi studia per essere il miglior paziente possibile. Noi andiamo in ospedale, noi andiamo dal medico, assolutamente sempre senza desiderare di farlo. Torno ai tempi. I tempi importantissimo del colloquio con il medico, cose ormai sapute, non è quasi più il caso di studiarle. Il medico in un colloquio parla per il 90% del tempo, il paziente ha uno spazio piccolissimo e molto spesso quando finalmente ha uno spazietto per parlare viene interrotto perché il medico ha già capito assolutamente tutto. Da un po' di tempo i medici si lamentano anche moltissimo del fatto che noi pazienti arriviamo già molto studiati, abbiamo molto percorso la rete e abbiamo già tante informazioni. Ecco, io poi non l'ho fatto, ma volevo proporre all'Ordine dei Medici di Torino degli incontri in cui provare a dimostrare che la rete è una risorsa
per i medici. Cioè il fatto che i pazienti si documentino può essere vista come una grande risorsa e non come un motivo per offendersi. Ma questo io divago sempre, lasciamolo lì. Però trovo interessante questa nuova situazione che i medici patiscono in un modo incredibile. Torniamo al fatto che un colloquio tipo non dà spazio al paziente o al parente di dire ciò che pensa, anche se è sbagliato, non ha nessuna importanza, di capire veramente ciò che gli viene detto, di immaginare quale sarà la sua situazione e di diventare un soggetto veramente attivo. Di nuovo, se mai torniamo, non so mai quanto tempo ho per tutto. La lingua è la cosa che stupisce di più, perché parlare di spazio e parlare di tempo è abbastanza facile da intuire. E perché metterci la lingua? Perché noi abbiamo in Italia una situazione molto particolare. Parliamo una gamma molto diversificata di italiani. Non sto citando i dialetti, che sono così diversi fra di loro che certamente creano delle difficoltà di comprensione. Parlo proprio dell'italiano. Noi qui stasera stiamo parlando un italiano medio-alto, lo capiamo, ma questo italiano medio-alto ha scarsa circolazione sul territorio italiano, perché la lingua che si parla generalmente è una lingua, i linguisti usano i termini bassa, media, alta, altissima, ecco, è una lingua più bassa. Si può vivere benissimo con una lingua più bassa, è sufficiente non uscire dal proprio ambiente, non confrontarsi chi ha una lingua con chi ha una lingua molto più alta. Che cosa fa la differenza fra una lingua bassa e una lingua alta? Prima di tutto il numero di parole che vengono capite e usate, quindi competenza passiva, il capire, attiva, usarle. E la differenza è enorme. Una famiglia media italiana vive e vive bene, non c'è nessun elemento di disprezzo in quello che dico. Noi diciamo facendo girare, usando 1 migliaio di termini, 1500 sono già molti. Una persona ben scolarizzata ne usa, ne capisce e ne usa molte migliaia. Questa crea una differenza assolutamente fondamentale. Bisogna, se ci stupiamo di questo, cerchiamo di pensare a com'è la vita nelle case, no? C'è un momento in cui la mattina ci si avvia al lavoro, si portano magari i figli a scuola, sono momenti sempre concitati, tutti in ritardo, non ci si parla a lungo, ci sono molti imperativi, spesso molte imprecazioni, sì. È difficile che si argomenti. Ecco, l'importanza dell'argomentazione è altissima per chi ha una buona scolarizzazione. Cosa significa argomentare? Significa presentare una serie di dati, trarne delle conseguenze, significa appunto gestire una sintassi complicata. Questo non accade nella famiglia media italiana, dove è molto frequente la monofrase oppure le frasi giustapposte. Dove nasce il problema? Nell'ospedale, che il medico è ottimamente scolarizzato, gli infermieri, soprattutto questi giovani da ormai tanti anni, sono ottimamente scolarizzati, gestiscono una lingua che argomenta, una lingua con molti vocaboli, ma il pubblico
nella maggior parte delle situazioni si trova molto distante dalla capacità di comprendere questa lingua. Si aggiunga che si è in ansia, sia che uno sia paziente, sia che uno sia un parente, durante un colloquio, ad esempio, è frequentissimo essere in ansia. E l'ansia io l'ho sperimentato su di me e mi ha stupito tantissimo, perché io sono convinta di parlare un buon italiano, di conoscere tanti vocaboli, eppure in certi momenti stavo così male, ero così preoccupata che non capivo delle frasi semplicissime, a tal punto che una volta ho molto irritato un'infermiera che ha dovuto ripetermi 4 volte una cosa semplicissima. Io non la capivo, vedevo come un muro di incomprensione davanti a me. Ecco, allora, colloquio col medico. Il medico è ben scolarizzato e molto spesso ha di fronte, ma non se ne accorge, una persona con una scolarizzazione più bassa. In Italia il titolo di studio più diffuso è ancora la licenza media e soprattutto in tante zone d'Italia la licenza media non significa grandi letture, non significa contatto con un lessico molto alto. Bene, allora io invito sempre i medici a immaginare, quando parlano a degli adulti, a meno che si rendano immediatamente conto di aver di fronte una persona ottimamente scolarizzata, di immaginare di parlare a un ragazzino molto giovane. Tutti noi siamo capaci, ecco di nuovo le competenze che abbiamo già da piccoli, siamo capaci di rivolgerci ad un ragazzino di 10 anni semplificando il nostro modo di parlare. Lo facciamo spontaneamente. A un bambino parliamo in un certo modo, a un adulto parliamo in un altro modo. Perché invito a fare questo? Perché è molto pratica come opzione. I medici usano dei tecnicismi, questi sono assolutamente incomprensibili ed è facile immaginarlo. Ma poi c'è tutta una serie di termini che possiamo chiamare settoriali di ambiente medico, senza essere dei tecnicismi. Ad esempio, diagnosi e prognosi. Non sono dei veri tecnicismi, sono termini che hanno una alta frequenza in ambiente sanitario. Bene, la percentuale di persone che li capisce, che sa la differenza, che sa che cosa significa, è bassissima. Cioè, moltissime sanno che sono termini che usano i medici. Pochissimi sanno che cosa significano e la differenza. Però è importante saperlo. E così potremmo andare avanti ora ad elencare termini. Prima ho citato l'aggettivo critico. Per un medico critico è una situazione di estrema serietà e pericolosità. Nella nostra vita quotidiana noi usiamo critico per dire a volte anche solo fastidioso. Oggi sono in crisi, è un momento critico, ma non significa che siamo moribondi. Significa magari che abbiamo rotto la macchina, la lavatrice, ci è successo di tutto. Di nuovo, sperimentato in famiglia, a mio marito è stato detto sua moglie è in situazione critica e lui è rimasto così impassibile che il medico ha sentito bisogno di dirgli guardi che è moribonda e lui si è accasciato per terra, perché critico non significa questo. Esempi ancora più banali, temperatura e febbre. C'è una zona d'Italia in cui si dice temperatura, una zona in cui si dice febbre, ma dove si dice febbre la temperatura evoca come primo significato che tempo fa. Ci sono poi delle coppie di parole
prognosi infausta. Questo infausto è difficilissimo. Allora, qui banalizzo molto, ma scusatemi, cosa fa il nostro cervello quando non capisce? Scompone, cerca qualcosa che in qualche modo dà trasparenza, ma in infausto resta Fausto di noto, che è un nome proprio, quindi sto in Fausto, ma parlerà mica di qualcuno, di un infermiere che si chiama Fausto. Stazionario, anche questo fa sempre ridere quando lo cito, ma come si può immaginare che stazionario vuol dire che non ci sono stati mutamenti di situazione? Bisogna essere ben scolarizzati, bisogna avere, perché se no stazionario fa pensare a una stazione. E se io lo sento e penso alla stazione, mi chiedo: ma cosa sta dicendo questo qui? Non c'entra niente la stazione. Allora, non è difficile per un medico, usi pure stazionario, ma abbia l'attenzione di aggiungere come ieri. Non è cambiato niente, perché se dice solo stazionario, anche questo della lingua è forse l'esempio più forte di diseguaglianza comunicativa, perché veramente da una parte c'è una competenza, un potere di espressione e dall'altra non esiste la possibilità di capire. Parlavo di argomentazione perché è tipico del medico argomentare. Perché? Soprattutto in situazioni molto complesse. È difficile che un medico possa dire bianco-nero. Spesso ha bisogno di portare nella discussione tanti elementi. Allora argomenta e parte dal momento che, essendo che, avendo, e va avanti, va avanti, va avanti. D'altra parte ci siamo allenati facendo l'analisi logica e del periodo sui Promessi Sposi, noi siamo capacissimi di fare un periodo lunghissimo. Chi ascolta si è di solito già perso nelle prime due frasi e però aspetta pazientemente di trovare qualcosa che gli sta a cuore. Come sta mio figlio, mio padre, mia madre? E non arriva, perché poi ci sono i termini tecnici, poi ci sono quelli settoriali, poi c'è il gergo. E quindi ecco perché non si capisce. Nella stragrande maggioranza dei casi il colloquio col medico è proprio un oggetto totalmente incomprensibile. Ho citato anche il gergo, prima l'avevo dimenticato. Ogni ambiente ha il suo gergo ed è un settore bellissimo perché crea comunione, e crea identità. Il gergo è molto importante. A maggior ragione del linguaggio settoriale, il gergo, per chi non è di quell'ambiente, non è comprensibile. Di nuovo, io l'ho sperimentato sulla mia pelle. E non era propriamente gergo, era al limite fra il gergo e l'abitudine linguistica di un ambiente. Entra un giorno un infermiere nella mia stanza, mi guarda e mi chiede: lei è allettata? E io la guardo e le dico: da che? Perché per me allettare ha un unico significato, e cioè qualcosa che ti attira, che ti piace. Questa mi guarda stupidissima, se ne va, credo che non abbia capito il mio problema. Ancora adesso, quando sento il verbo allettare, la mia testa va in un'unica direzione e faccio fatica a pensare alla condizione di persona che può solo stare a letto, che non può ancora alzarsi, che invece è usatissimo nell'ospedale, e tantissimi altri termini che veramente io non capivo, perché sono termini che si usano soltanto nell'abitudine soprattutto infermieristica all'interno dell'ospedale. Bene,
Allora, posso andare avanti ancora un pochino? Poi facciamo le domande. Che cosa? Se è chiaro quello che sto dicendo fino adesso, abbiamo una riprova trasparentissima, limpidissima, ed è la situazione nel privato, nella cosiddetta sanità privata. Allora, io finora ho detto, nell'ospedale c'è cattiva comunicazione perché qualcuno, ma non perché è cattivo di natura, perché è qualcosa che scatta normalmente, ha pensato di essere il padrone della situazione e questo non è per niente gradito agli altri. Ovviamente ciascuno lo pensa perché la struttura permette che lo si pensi. Non do mai la colpa al singolo, deve essere l'intera organizzazione a sapersi organizzare. Bene, la sanità privata, cosa accade? Ci si lamenta della comunicazione, della relazione nella sanità privata? No. Attenzione, io sono, come si dice, per il pubblico, però non posso non notare che in ciò che è privato queste cose non accadono. Perché non accadono? Per un motivo molto molto semplice, che il paziente è veramente un cliente, si è pagato lo spazio e notate come se io vado in una clinica privata la porta della mia stanza è chiusa e anche il medico bussa e chiede il permesso. È molto raro che questo accada in un ospedale pubblico, dove la porta è aperta, tutti transitano, nessuno non solo non bussa, ma nessuno chiede il permesso di entrare nella stanza di 1, 2, 3, 4 pazienti. Non l'ho mai notato, ho chiesto a molti di notarlo e tutti mi dicono non esiste. Nell'ospedale pubblico, infermiere, medico entra nella stanza della clinica privata, la porta è chiusa, si bussa. I parenti possono venire notte e giorno quando vogliono, possono stare quanto vogliono, possono assistere a quelle che si chiamano le terapie, le varie manovre, mentre invece di nuovo cosa accade nell'ospedale pubblico? Tu sei nell'orario di ricevimento vicino al tuo malato, può entrare un infermiere che ti dice per favore esca perché devo fare. C'è una situazione più assurda di questo? Legittimi proprietari, io di mio figlio, io di mio marito, io vengo cacciata via da una persona che non ha alcun diritto. Questo irrita veramente moltissimo e magari non riusciamo a risalire ai motivi di questa irritazione. Nel privato non accade perché quello che ho detto, c'è l'acquisto dello spazio, del tempo del medico, il colloquio col medico privato che sia in una clinica, che andiamo a fare una visita, lo sappiamo benissimo, con una cifra che conosciamo, perché tutti siamo andati, credo, da un professionista in forma privata. Con quella cifra noi ci garantiamo un lasso di tempo. Se anche nei primi 5 minuti il medico ha inquadrato il problema e ce l'ha esposto, ci terrà lì mezz'ora, 40 minuti, perché la cifra che abbiamo pagato corrisponde a quel lasso di tempo. Perché questo non avviene nel pubblico? Perché non siamo capaci di vedere nel concittadino una persona che ha gli stessi diritti di chi tira fuori una somma di denaro e te la dà. Bene, mi fermo perché ho bisogno di qualche domanda, di qualche riscontro. Bene. Se no vi minaccio dicendo se no vado avanti. Io intanto ti ringrazio ovviamente dei 1000 spunti. Prendo la parola io per rompere il ghiaccio, perché per esperienza so che ci vuole un po'. E tra le tante cose che mi sono venute in mente,
una cosa mi ha colpito, che sapevo ovviamente, ma non sapevo di sapere, è quell'idea che tutto comunica. Ah beh, sì. Sapevo di sapere, nel senso che è uno dei momenti classici delle lezioni sul contratto, in cui si dice: guarda che il contratto tu non lo fai per iscritto, non lo fai neanche a voce, tu il contratto lo fai anche con la macchinetta del caffè, no? Senza parlare, tu comunichi con quello che vende il caffè, perché lui ha comunicato a te mettendo la macchinetta lì che guarda che se metti la monetina ti viene fuori un caffè, e tu mettendo la monetina è come se comunicassi a lui. Per cui mi ha colpito molto questo, ma è quello che volevo sapere, visto che hai anche più esperienza nei contatti con i medici. Un punto di partenza, se il medico deve informare, è quello di sapere chi ha davanti e quindi di essere in grado di percepire il modo di comunicare. E ovviamente, come detto, il paziente medio si esprime bene, ma con linguaggi vari, il corpo, le parole che conosce. Come fare a insegnare ai medici a percepire questo? Perché è inutile che io ti informo usando un certo linguaggio, usando un certo tono, se non ho capito chi ho di fronte. Beh, da tempo, da tanto tempo, io ho lavorato in una facoltà umanistica, si è cercato di proporre alle facoltà di medicina di inserire qualche ora di questi argomenti. Perché poi ci siamo fermati? Un po' perché bisogna anche saper dire le cose giuste. Adesso vi faccio ridere. Il terrore è che andassero alcuni colleghi a fare delle lezioni di linguistica, delle rigide lezioni di linguistica che non hanno nessuna ricaduta sul cambiamento effettivo. Faccio questo esempio: se una persona sta come me, un po' gobbina per cattiva abitudine, è inutile che mi facciano imparare il nome dei muscoli della schiena o delle ossa, non mi raddrizzo. È un altro il sistema, lo stesso i denti storti, ci vuole la macchinetta, non dimmi i nomi dei denti. Ecco, allora, il terrore di alcuni di noi di sprecare questa occasione addirittura aveva portato a bloccare la cosa. Non c'è dubbio, occorre formazione. Però mentre io ho sempre trovato gli insegnanti molto restii a farsi fare questi discorsi, perché noi abbiamo tantissima dispersione scolastica, perché abbiamo una scuola purista e che usa una lingua altissima, i libri di testo sono incomprensibili, e abbiamo un pubblico che è quello che è. Quindi avremo bisogno di una lingua più semplice. Bene, gli insegnanti si irritano, non ne vogliono sapere, si assolvono tutti. Invece i medici, io li ho trovati, e gli infermieri, molto interessati a questi discorsi. Di lì poi a riuscire a cambiare veramente le strutture è diverso. Ma sono stata molto contenta in questi anni perché l'interesse mi è parso veramente alto rispetto ad altri tipi di pubblico. Comunque sì, tutto comunica. E noi quando siamo in ansia e andiamo ad un colloquio con un medico facciamo poca attenzione a quello che dice, un po' per il motivo che ho detto, tanto capiamo poco, ma un po' perché mentre con le parole si può, non dico mentire, ma aggiustare un po' le situazioni, con la mimica assolutamente no. Quindi io devo avere il tempo di scrutare il medico che ho di fronte, perché solo così capirò la gravità, la mia gravità o la gravità del parente. Comunque quello che dici è fondamentale. Il famoso, la comunicazione, il tempo della comunicazione, tempo di cura, non decollerà mai finché non c'è la consapevolezza che occorre veramente aprire gli occhi e le orecchie.